Il Pro Falcone firma l'impresa nella nona giornata di prima categoria, batte nello scontro al vertice l'ormai ex capolista Futura Brole e torna solitario in testa al campionato. I giallorossi di Francesco Corso fanno valere la legge dello Stefano Salmeri e grazie al gol di Puleo continuano la loro marcia verso traguardi prestigiosi, rimanendo inoltre l'unica squadra imbattuta del girone C. Contro l'attacco più prolifico del torneo, quello della Futura, alla fine prevale la migliore difesa del campionato, quella falconese, con appena 3 gol subiti, e con i giallorossi che si fanno minacciosi con l'ultimo arrivato Paolo Genovese che su calcio piazzato sfiora di un soffio il palo. La Futura risponde reclamando prima un possibile calcio di rigore sul quale il direttore di gara dice di no, e poi con Saggio, il cui destro ravvicinato trova un super accetta a negargli la gioia del gol. Ma il Pro Falcone torna presto a spingere e così, dopo aver fatto le prove generali del vantaggio che sfiora il 29esimo con Genovese, il cui assist per poco non provoca l'autogol di Galati che manda in angolo, e un minuto dopo con il colpo di testa di Pino salvato sulla linea, i giallorossi passano al minuto 31 quando Genovese innesca Puleo che va via alla difesa giallo-blu e col destro scavalca l'ex Benfate in disperata uscita, facendo così Pro Falcone 1, Futura 0, e per Puleo si tratta della prima rete in campionato. Locali che rischiano per 2 volte anche il raddoppio, ma il colpo di testa di Genovese è smanacciato da Benfatta che si salva con l'aiuto della traversa, e poi il destro ravvicinato di Fazio trova ancora la decisiva parata del portiere. Nella ripresa padroni di casa che avrebbero subito la chance del raddoppio, ma Puleo, servito ancora una volta da Genovese, non c'entra lo specchio della porta. La Futura tenta comunque di rimettere tutto sui binari dell'equilibrio e nel finale i giallo-blu provano l'assalto disperato, ma le sortite offensive della squadra brolese verso la porta difesa da Accetta non producono il pareggio sperato. L'1-0 finale consegna dunque al Pro Falcone la 7ª vittoria su 9 gare giocate e il punto numero 23 che permette ai giallorossi di scavalcare in classifica proprio la Futura, che incassa la seconda sconfitta del campionato, e di portarsi solitario in prima posizione. Sono più che soddisfatto. Queste partite, quello che conta prima di tutto è il risultato, che è arrivato con una grande prestazione da parte dei ragazzi. Sapevamo che affrontavamo la prima della classe e quindi dovevamo mettere quel qualcosa in più, sia mentale sia tecnico che tattico. E non abbiamo avuto tanto tempo per prepararla al meglio, però sapevamo come giocavano, un'ottima squadra che gioca, gli piace giocare a calcio, e noi abbiamo cercato di metterla sull'intensità, sulla voglia di conquistare i 3 punti ovviamente. Noi continueremo a lavorare sodo per raggiungere l'obiettivo. Sapevamo già che sarebbe stata una partita molto combattuta, questa ovviamente, sapevamo che il valore del Pro Falcone era importante, un giocatore di grande esperienza, di grande valore che l'hanno dimostrato. È stata una partita molto equilibrata, lo dice il risultato, purtroppo è a nostro svantaggio. Tutti sono stati ragazzi bravi a contrastare una squadra così forte, ci hanno superato di nuovo. Prossima domenica ci sarà un'altra giornata importante, quindi spero che ci rivedremo al ritorno con un campionato così equilibrato. Sicuramente non siamo una società come il Pro Falcone che in settimana prende dei giocatori da categoria molto superiore. Noi cerchiamo di lavorare con i ragazzi che ci sono e comunque hanno un gran valore e un attaccamento alla maglia importante.